Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo su Motorsport Manager e signori, c'è un'importante novità, nel senso che stiamo trattando la Niki Lauda del femminile FIO e i nostri deck Elisa Kall, che è 18enne, che secondo me non può essere valida. Ha fatto un'offerta, adesso vediamo un po'. Sto che ricercando diversi talenti, un kazako, un britannico, un ucraino, uno spagnolo, un francese, appunto la Kall e un irlandese. Però sulla Kall sono convinto, vado a fiuto che secondo me può essere buona. Adesso abbiamo Monaco, Fioi, tappone di Monaco, ma ha migliorato un po' la monoposto. Abbiamo sviluppato dei freni buonissimi che però chiaramente adesso non posso usare, che hanno ancora una percentuale scarsa, però guardate che buoni. Il motore a 214, 208 il cambio, 220, cioè siamo messi benino, dai. E in questa gara ragazzi ci sarà, voglio provare a questo punto, voglio promuoverlo al posto della Vanna, voglio rischiarla ragazzi, cioè, la rischio per una gara. E giorno da leone, voglio provare Oliver Dirk come secondo pilota. Speriamo, spero di non fare la cagata, tanto comunque non cambia poco, cioè i punti rimangono alla Vananen e vediamo cosa può fare lui, la pazzia di questo ragazzotto svedese. Regressione. Vananen non per i coglioni. Sì, non mi deluderà, speriamo raga. Speriamo. Ok, molto basso e basso a Monaco. Prove libere piovoso, gara sereno. Ok, speriamo di fare una buona gara e di portare a casa punti importanti, anche perché ragazzi siamo a meno 4 milioni e 2, quindi dobbiamo stare attenti con il bilancio. Ok ragazzi, le prove libere sono andate. Antonov secondo, Dirk sesto, buon Dirk. Adesso vediamo se Dirk cosa combina. Sono proprio curioso. Ok, nuvoloso. Allora, 5%, eliminazione rosse. Credo che nelle prove libere comunque non sto sviluppando un cazzo. Vabbè, Dirk ci sta. Setup, il setup è perfetto, il setup, quello di Antonov un po' meno. Vabbè, qua possiamo mettere, madonna, qua veramente possiamo fare una buona gara, eh. Ok, allora l'attuale. Aspetta, scusate un attimo. 11-13 giri. Ok, mettiamo 14 e ok. Partiamo a bomba per poi chiaramente abbassare. L'assetto qua buono, buono, buono. A sto punto ci teniamo anche questo, dai, con Dirk, con Dircone va bene così, è la prima gara. Ci sta. Ragazzi, provate a fare una buona gara, per piacere ragazzi. Soprattutto Anton, che voglio vincere sto cazzo di mondiale. Se fossero le qualifiche, porca puttana. Vai raga che andiamo, Gran Premio di Monaco, Germania. Oh, e ci va Fioi. Si parte questo, però voglio godermelo un attimo Dircone in testa, per poco ma Dircone in testa, me lo godo Dirk. Guarda che bello che è Dirk, bell'uomo. Ok. Si parte ragazzi, ok che andiamo. Antonov chiaramente parte sempre di merda come il suo solito. Antonov deve superare la bagarre iniziale. È pericoloso il bagarro, madonna Antonov, mamma mia. Giro record di Dirk signori, cosa è successo? Ma non ci credo, l'alettone è andato. Oh mio dio raga, oh my god. Si è rotto subito l'alettone allora a questo punto. Non ci credo, vabbè, allora vuol dire proprio che siamo sfigati. Subito problemi per Antonov, Dircone. Ok, mettiamo Dircone così.
Pazzesco Antonov, con questa rottura Antonov ha finito, Ai ai ai. Ai ai ai, con questa cosa Antonov rischia seriamente di buttare via il mondiale, sì. Adesso deve tenere le gomme. Cioè fare una gara al risparmio. Guarda Dirk invece in testa, incredibile Dirk. Dirkone in fuga più che in testa. Vai. In testa la corsa Oliver Dirk. Va Antonov, il crollo di Antonov. Pazzesco Antonov, cioè da solo ultimo. Adesso Antonov deve fare veramente una gara, abbiamo DOS qua. Però c'è la Fox che è settima, ragazzi. Ai ai ai. Stiamo un po' su Dirk che se lo merita, grande Dirk. Comincia a piovere intanto, attenzione, comincia a piovere. Dirk vuole tenere le gomme, vai Dircone. Regalaci il The Dream, Dircone. Antonov 15esimo. Antonov deve... Oh mamma mia come piove, ragazzi. Vediamo se qualcuno va con le intermedie. Comunque gran prova di Dirk per il momento. Incredibile Dirk, Antonov sprofondato. Purtroppo, attenzione qua, la Claudiona. La Claudiona sta spingendo bene. Andiamo col carburante massimo. La Claudiona sicuramente può superare tranquillamente. Tanto Antonov è 11esimo. 19 giri alla fine. 19 laps. Non rompere i coglioni, non è ancora da intermedie. Mamma mia, giro record di Cristiano De Oeste. Antonov è nono. Con Antonov dobbiamo andare veramente al risparmio. Dirk al 36%. Oliviero Dirk, vai Oliviero. 18 giro alla fine, Antonov è nono. La Fox 16esima. E De Oeste 11esimo. La Cavalcanti sta guidando molto bene la Cavalcanti. Antonov settimo. Antonov ti prego risparmia. Antonov risparmia. Ha rotto la lettone subito. Comunque nessuno va con le intermedie, io aspetto. E Dircone rimane in testa per il momento Dircone. E adesso andiamo di pit stop. Mancano 17 laps. Quasi quasi aspetto ancora. Cerca di resistere Dirk, cerca di resistere. Con Dirk possiamo osare con Dirk. Sto un giro in più del dovuto. E se spingi tutto per quest'ultimo giro, pit stop. Mancano 16 giri. Carburante per 17, componenti a posto, pit stop bilanciato. E ok. E adesso vediamo Antonov sesto per il momento. Antonov mettiamo le medie ancora a Antonov chiaramente. Vai Dircone. Antonov quinto, bravo Dircone. Dircone che sbordo Dircone è incredibile Dircone. Alla sua prima gara in assoluto. Ok, Dircone ai box, Dircone ai box. Veloce Dircone. Bravi ai box. C'è il sorpasso di Claudiona chiaramente. Dirk è secondo. Antonov è settimo ragazzi. Ma le intermedie non le mette nessuno. Dai Antonov, dai Antonov. Antonov per il momento sta guidando, dopo la cagata Antonov sta guidando bene. Adesso si fa superare chiaramente. Ma questi hanno le super hanno le soft però Adesso Antonov deve resistere con queste.
Bravo Antonov, Dirk sempre secondo, Dirk. Dirk deve tenere chiaramente. Mamma mia che gara ragazzi. 13 giri alla fine. Piacerebbe andare con le scole soft dopo con Antonov. Vediamo quanto mi dura ancora Antonov. Antonov è nono, Antonov chiaramente in difficoltà adesso. Attenzione pit stop per Antonov. Pit stop, mancano 13 laps. 13 laps. No, no, vado con le medie, vedo che comunque le consumo troppo. 13... Ok. Andiamo così. Allora Antonov può dare tutto. Dirk è sempre secondo. E dopo speriamo bene ragazzi. Antonov sesto ma vai box. No, no adesso. Ok. Antonov è 12esimo. Adesso dobbiamo sperare chiaramente nei box degli altri, se no è finita. Adesso per il momento stiamo col carburante così. E con le gomme su neutrale. No, non metto le intermedie, non per i coglioni. Dirk è terzo in questo momento. Però chiaramente Gerard deve andare ai box. Forse solo Claudia non andrà ai box. Dai ragazzi, vediamo Antonov se si riesce a guadagnare un po' di posizioni. Bravo, Antonov nono. Antonov nono. Dircone deve tenere assolutamente le gomme, Dircone. 10 giri alla fine. Vai Dirk, Dirk è sempre secondo. Stiamo un po' su Antonov adesso. Dai Antonov, vola Antonov. Antonov è sesto. Antonov è sesto per il momento. E adesso vediamo ragazzi. C'ho Dirk le gomme più... le gomme un po', chiaramente già un po' consumate Dirk. Per Dirk sarà dura finire. Andiamo su risparmio con Dirk. Dirk deve risparmiare. Antonov è sesto. C'è Deo Ester avanti purtroppo. La Fox è nona. 81% del carburante. Mamma mia sta gara mi sta facendo innervosire alquanto. Vediamo Diaz, sta tirando Diaz, Vai Antonov, vai Antonov. Stanno arrivando gli altri purtroppo. Alziamo un po' i giri. Mamma mia, anche un sesto posto non lo butterei via. Però c'ho la Deo Est quarto, la Fox nona però. Dirk è sempre secondo. Dai Antonov, involati verso la gloria. Va bene che sesto posto. La Claudiona deve andare ai box secondo me, la Claudiona. La pioggia c'è ma non vado sicuramente a mettere intermedio, non l'ha messa nessuna. Claudiona ai box. Però Dirk comunque non riesce a superarla, mamma mia. Per Dirk sarà durissima tenere il secondo posto, è quasi impossibile l'idea. 5 giri alla fine. Dirk al 44%, Dirk è terzo, sì, Dirk comincia a perdere colpi purtroppo. Anche Deo Est le gomme consumate, però questo può essere positivo. Dai Antonov. Purtroppo potevamo vincere sta gara, quel problema alla Lettonia all'inizio ci ha veramente massacrato. Dobbiamo mettere su risparmio adesso Antonov purtroppo. Attenzione, la Dreyfus ancora ai box, non si capisce il perché.
Problemi sicuramente. Dirk torna terzo. Antonov quinto. Problemi per Claudiona, però De West è secondo. Qua purtroppo c'è la Claudiona, se ci supera sicuro. Tre giri alla fine, Dirk è quarto, Dirk. Antonov sesto. Non ce la fa Antonov. Dirk ha le gomme finite, ai 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 ai. Devo per forza solo andare ai box, incredibile. Che sfiga, oh. Che sfiga per il che sfiga di arrivare straultimo, ma non ci credo. Antonov, tieni duro, cazzo. Tieni duro, Antonov. Direi che veramente le gomme al 4%. A sto punto vado ai box e vaffancuore. Antonov sempre quinto. Ho fatto una buona gara a Dirk, mi dispiace per Dircone. Dai Antonov, dai Antonov. Anche il quinto posto va bene. Ultimo giro, giochiamo, andiamo a cannone, l'ultimo giro, vai Antonov. Dirk è nono. Dirk ottavo, bravo Dirk. Sfiorata l'impresa con Dirk. Dai Antonov, prenditi anche il quarto posto, bravissimo Antonov. Con l'alettone distrutto, ragazzi, con l'alettone distrutto. Quasi podio, cazzo. Peccato. Quarto posto. Dirk almeno settimo, bravissimo Dirk. Dirk si mantiene, c'è la riconferma per Dirk, bravo settimo posto, bravo Dirk. Bravo, bravo Dirk. Ottima gara, quarti e settimi, va bene. La Fox sesta, cazzo, la Fox però Antonov davanti, De West secondo, ce l'abbiamo da capire adesso come la classifica. Gerard vince. Cioè Antonov ha perso praticamente non so quanti secondi con la lettone. Se vincevamo noi, cazzo. Vaffanculo. Però gestione perfetta, sono contento. Dai, adesso qualcuno sicuramente ancora con le regole. Dai Fio, speriamo. Quarto, Dirk sesto. Bene. Molly Fox ancora la Molly. Crollo molliano. Crollo molliano e godo. Molto bene, molto molto bene. La classifica vede Antonov al comando con gli stessi punti di Jean-Pierre Gerard. Adesso è Gerard, De Oeste e Fox, mamma mia, ecco, forse la cavalcanti un po' indietro, ma la Fox, Oeste e Gerard sono in lotta, noi siamo primi, stiamo calmi. Banana in quindicesima, ma Dirk, complimenti a Dirk, si prende 15 punti. Bravi Fioi. Costruttori sempre quarti, però siamo vicini. Dirk si merita la riconferma, però assolutamente. Siamo primi nel mondiale, cazzo, mancano 3 gare, devo riuscire a fare se faccio 2 vittorie, secondo me ce la posso fare, con una terza gara anche un po' squilibrata. Oggi ho gestito veramente bene le come, grande gestione. E complimenti anche a Dirk, assolutamente. Allora, Dirk come sale subito, wow. Benissimo, benissimo, benissimo. Ok, qualche soldino me lo prendo. Buono, buono raga, andiamo alle poste. Elisa Calla accetta. Piloti. Va bene, va bene, va bene. La Cal me la prendo, a sto punto vediamo, posso levare proprio la banana. Comunque, raga, firmiamo. Mamma mia, certo che rischio veramente la bancarotta. Vabbè, firmiamo. Proprio eliminiamo proprio la banana che mi ha proprio deluso. Vai. Aia. Bruttissima questa. No good.
Devo aspettare perché qua rischio di non avere soldi, fio in porca puttana, raga. L'ultimo 9 giorni, che sfiga, oh, però. Proprio adesso, Cristo santo. Gli sponsor. Tutti quanti perfetti, vaffanculo. Raga, sotto la comandone veneziana, speriamo bene con il pilota austriaco, con il Niki Lauda femminile, però ragazzi sono veramente sfigati. Raga, un saluto al comandone veneziano. Ciao!